Buongiorno, oggi siamo a Jesolo, l'area di sosta d'oggi, questa qua, vedete dietro. E niente, il tempo non è dei migliori, però vabbè, non importa, è lo stesso. Abbiamo trovato pioggia durante la strada, non tantissima, ma speriamo che di oggi migliori, dai, eventualmente ce la faremo passare lo stesso. Ora qua ci sono i nostri amici Simone, la Simona, Giovanni e la Niki, saranno ancora a letto penso. E niente, dai, adesso vediamo se aprono. Siamo già stati qua, siamo già stati parecchie volte, l'area di sosta carina, una bella area di sosta, dai, diciamo. Anche le piazzole sono larghe, ci si sta bene. Va bene, dai, adesso aspettiamo che aprano, intanto ho parcheggiato in mezzo lì in attesa, poi entriamo. Giovi, l'abbiamo trovato. Come va Giovi? Va bene? Bene, adesso ancora meglio. La notte? Come è andata stanotte? Bene, dai. C'è freddo? Adesso ho dormito bene, guarda che tempo. Bene, dai. Ma chi è quel brutto ceppo che sta arrivando? È lui o non è lui? È lui, è lui. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivato. Vacca boia, guarda che abbiamo trovato qua. Buongiorno. Tiga una ombrita ticea, tiga una ombrita di vino. Hai cagato? Hai cagato stamattina? Hai fatto cacca? Hai cagato? Simona pisciatina? Ho assistito la notte in Giovi, com'è la carbonara? numero 1, grande Asia. È stata brava? Ma mi mangi ancora? Vai, altro giro, altro regalo, dai. Altro giro, altra cosa. Buon amore.
Bene, adesso andiamo a fare un giretto in spiaggia che dall'uscita qua dell'area di sosta saranno circa più o meno 300 metri, più o meno, comunque una passeggiata ci si arriva, dai. Allora, abbiamo attraversato la strada praticamente, qua c'è una vietta e in fondo quella via qua c'è la spiaggia, praticamente siamo arrivati, dai. Eccola qua, questa è la spiaggia di Jesolo Pineta, la zona nord di Jesolo, diciamo, ecco dove siamo noi. Sì, il mare è mosso, ci sono delle belle onde. Vabbè, insomma, è anche un po' sporchino. Comunque, a causa del temporali che sono stati questa notte in giro, è normale tutto questo. Adesso andiamo a mangiare in un posto che mi sono affezionato, direi che è spettacolare. È un ristorante, albergo, che si mangia divinamente, si mangia. E il ristorante del Grifone è vicino all'area di sosta ai Dogi, è a 200 metri. Fanno il ristorante, pizzeria e anche albergo. E diciamo che c'è un super cuoco, l'amico Paolo, che fa dei piatti spettacolari. Adesso andiamo a mangiare e poi vi farò vedere cosa mangiamo. Ecco, questo è l'antipasto, il Gran Grifone, una cosa direi spettacolare, tutto maiuscolo. Anche Giovanni. Sei pronto, Giovi? Sì, alla grande proprio. Allora, lui è Paolo. Buonasera. L'artista del piatto che avete visto prima, il gestore, il super cuoco, insomma, no? Prima avevo parlato del super cuoco, lui è il super cuoco. Buonasera, grazie. Ha fatto una cosa spettacolare, complimenti Paolo. Grazie. Sei sempre il numero uno. Grazie. Campo e fare pipì. Ecco Campo che fa pipì. Venuto a fare pipì. Adesso porto mio a fare pipì.
Ecco, siamo arrivati ai titoli di coda. Anche questo weekend è giunto al termine. Abbiamo fatto un weekend a Jesolo Pineta, che si trova a nord del centro di Jesolo, all'area di sosta d'oggi. Una bella area di sosta, non manca niente, c'è perfino il carico dell'acqua in piazzola. Come area di sosta è ben fornita, anche c'è come avete visto, anche un bel bar in entrata, che non tutte le aree di sosta si trovano. Comunque merita una visita, anche i servizi sono ottimi, puliti, igienizzati. Anche questo in questo periodo è una cosa che la guardiamo sinceramente, se la guardi, anche se cerco di usufruire sempre del bagno del mio van, però magari la doccia te la fai all'interno dell'area di sosta. E niente, insomma, siamo stati in compagnia di Simone e la Simona, che sono andati via poco dopo che siamo arrivati noi, perché loro stavano rientrando da delle vacanze, hanno fatto sosta a Jesolo, li abbiamo raggiunti e abbiamo fatto weekend con Giovanni e la Niki. E che dire, un bel weekend. Siamo andati a mangiare lì al Grifone, vi ho presentato anche Paolo, super cuoco. Io lo chiamo il super cuoco perché fa di ottimi piatti. Se andate a Jesolo Pineta, vabbè, faccio un po' di pubblicità, che è anche un amico, ma andateci a mangiare, che merita. Anche le pizze sono veramente buone. È lì non lontano dall'area di sosta d'oggi, saranno 200-300 metri. Il mare, come avete visto, è lì vicino anche quello. Comunque dai, è andato tutto bene. E niente, adesso qua chiudiamo tutto e domani si ritorna al lavoro e pronti per un altro weekend, lavoro permettendo. Adesso dove andiamo non lo so, il mare o una montagna, o il lago. Qua in Veneto abbiamo dove sbizzarrirci un po'. E niente, basta. Ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e grazie al prossimo video. Ciao ciao.